Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. Oggi parliamo di violenza sulle donne. La violenza sulle donne non è solo un problema delle donne, è anche, forse soprattutto, un problema degli uomini. Ormai lo sappiamo, quello dei femminicidi è un fenomeno che non si può liquidare come patologia, come marginalità. È la nostra normalità, una normalità fatta di amore, controllo, dipendenza, gelosia, ossessione, potere, che poi diventa violenza. Un fenomeno strutturale e diffuso. Dopo le ultime atroci storie di violenza, quelle che hanno colpito due giovanissimi, Sara e Ilaria, l'emozione è forte. Cosa cambierà? Intanto una cosa forse sta cambiando, quella che anche gli uomini vogliono fare sentire la loro voce, perché la violenza contro le donne chiama in causa gli uomini e per questo oggi qua con noi abbiamo due uomini ma anche una donna. Ve li presento subito. Qui in studio con noi c'è Goffredo D'Antona, avvocato, benvenuto. Buonasera, benvenuto, grazie. In collegamento abbiamo Luca Cultrera, un altro avvocato, benvenuto anche a lei. Buonasera, grazie. E poi una donna, Maria Celeste Celi del CIRS, una casa famiglia di Messina. Benvenuta Maria Celeste. A te, buonasera. Allora, voglio partire da Luca, perché Luca proprio sull'onda emotiva di questi giorni ha lanciato l'idea di organizzare un corteo, però di soli uomini, che si svolgerà, lo anticipiamo, a Caltagirone il sabato 19 aprile. L'ha chiamato una carovana di uomini per bene sotto questo motto: sfiliamo da maschi per diventare uomini. Com'è nata questa idea? Ce lo racconti? Ve lo racconto, sì, grazie a Rete, grazie al programma per l'invito e per l'opportunità di parlare di questa iniziativa. Nasce da lontano, ma il 2 aprile, subito dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto i due femminicidi così efferati, di cui uno, quello di Sara, proprio accanto alla nostra terra, alle nostre terre, a Messina, ho sentito forte il bisogno, ho interrogato la mia coscienza, sentendo proprio, dicevo, il bisogno di fare qualcosa come uomo. Dicevo, Lorena nasce da lontano perché nel tempo ho sempre, e abbiamo probabilmente assistito alle manifestazioni, agli eventi, ai dibattiti sul tema contro la violenza sulle donne, ove la partecipazione era per la maggioranza o esclusivamente femminile. E gli uomini si contavano sulle dita della... Ecco, con qualche apparizione maschile di tanto in tanto. Con qualche apparizione, sì, esatto. Allora ho pensato sull'onda emotiva dei fatti accaduti. Cosa posso fare? Cosa possiamo fare noi uomini? Il 2 aprile mi è venuto in mente di scrivere un post e di lanciare questa, forse anche una sfida, di fare un corteo, una carovana di soli uomini. Poi forse avremo modo meglio di spiegare l'iniziativa, perché in realtà saranno degli uomini che incontreranno le donne, perché c'è bisogno del contributo di tutti. Ma volevo che finalmente noi uomini potessimo avere la possibilità di dire il nostro no a ogni forma di violenza e di renderci forse protagonisti di un gesto che ha visto sempre o quasi sempre le donne lasciate da sole. Benissimo, Luca, è bello vedere, sentire uomini che prendono iniziativa e non sei solo, a parte che questa iniziativa non nasce da zero, ci sono anche dei precedenti, ma c'è anche un'altra iniziativa che hanno messo in campo, anche in questo caso avvocati, non so se è un caso, uomini, una avvocati coincidenza. e avvocati, no? Certo, Pure. voi, prego la regia di far vedere la foto, qualche giorno fa avete inscenato una protesta davanti al Palazzo di Giustizia per denunciare la diffusione di quel video che, devo dire, anche noi abbiamo diffuso, quello che ritrae gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. L'avete ideato voi degli avvocati con un pochissimo preavviso. Che cosa vi ha dato fastidio di quel video? Allora, noi la definiamo pornografia giudiziaria. Ci ha dato fastidio sotto tanti aspetti. Uno, che la famiglia di questa ragazza ha dovuto subire l'ennesima violenza. Due,
per quanto può sembrare una cosa riduttiva, in questa maniera non si continua a creare ulteriore tensione e stress e quasi isteria nei confronti di questo procedimento, voglio dire, che dovrà essere fatto, voglio dire, con gli esiti che ognuno può immaginare, però nella maniera più serena e più giusta possibile, anche per evitare la sovraesposizione di avvocati. Però il primo aspetto era la famiglia di questa ragazza che deve subire questa ennesima violenza. Da un punto di vista di informazione, io non faccio il giornalista né mi permetto di dire come si deve fare il giornalista, non so quanta informazione può essere. E noi abbiamo anche denunciato, infatti non è essenzialmente i giornali che la divulgano, poi i giornali hanno una loro coscienza e sanno quello che fanno, giusto o sbagliato che sia. Il problema è la consegna di questi atti che sono prove. Se io da avvocato volessi avere quel video dovrei fare una trafila molto lunga, la divulgazione immediata di questi video, che non ha nessuna esigenza, non risponde a nessuna richiesta di informativa, men che mai di indagini. E quasi, secondo, l'altra volta quando ho pubblicato un post, un commento di un mio amico ha detto, sembra quasi che ci vogliano fare abituare, come che deve diventare quasi una cosa normale. E rivediamo questa foto, regia, rivediamo la foto della protesta degli avvocati di Catania, ci sono uomini e donne. Ma voglio dire, sì. È stata trasversale. È stata trasversale, voglio dire, il documento è stato essenzialmente ideato da Valentina Costanzo, che è un'avvocata, è proprio quella in prima fila, che è un'ottima avvocata che si occupa anche di violenza di genere. È assolutamente trasversale, voglio dire, il buonsenso è trasversale, non c'è una distinzione. Goffredo, tu ci andresti o ci andrai al corteo organizzato da Luca? Allora, io spero di andare da Luca a trovarlo, e perché l'iniziativa lo merita assolutamente. Quando Luca ha lanciato questa cosa, con molti uomini, anche essenzialmente avvocati, purtroppo noi avvocati siamo un po' limitati come conoscenze, abbiamo pensato di fare una cosa simile, sempre però con l'aiuto delle donne, perché per quanto possa sembrare strano, noi sappiamo, io ritengo che noi abbiamo le colpe, sono talmente ataviche, talmente consolidate nel tempo, che non so neanche quali siano. La mia colpa, voglio fare non è questo, è quasi di essere uomo. La mia colpa essenziale è di non capire quello che noi uomini stiamo facendo. La violenza delle donne è degli uomini. Questa è una cosa che va evidenziata. Poc'anzi hai detto è un problema delle donne. No, è un problema degli uomini. Sì, no, perché siamo e poi non è solo un problema delle donne. Maria Celeste Celi da Messina, la città che ha vissuto con particolare patema e emotività quest'ultimo femminicidio. Voi gestite 2 case famiglia, di cui una a indirizzo segreto appunto per le donne vittime di violenza. Che effetto ti fa sentire queste parole da parte di 2 uomini? Ringrazio per l'attenzione, perché queste case famiglie che accolgono donne in stato di protezione proprio evitano questi femminicidi, perché proteggono le donne ancor prima che vengano fatte o contemporaneamente alle minacce, fino a quando non ci sono i procedimenti e l'autorità giudiziaria. Vi posso assicurare che noi, gli operatori tutti, siamo tutti i giorni. Sono molto felice iniziativa che hanno preso gli uomini di unirsi. Io vorrei dire che il CIRS, che lavora per l'accoglienza ma anche e soprattutto per la prevenzione, ha siglato un mese fa un patto di alleanza uomini e donne insieme contro la violenza. Purtroppo nella partecipazione a vari cortei contro la violenza ho visto più volte lasciare gli uomini dai cortei, come se ci fosse una priorità che siano solo donne a protestare. Cioè, hai sentito, allora, scusa perché l'audio è un po' disturbato, a cosa hai assistito durante questi cortei? Durante, in particolare, posso dire anche quando, nel corso di cortei che sono state fatti a Roma, non una di meno, gli uomini venivano cacciati via dai cortei. Cacciati via, va bene. Ok, chiaro, intanto scusami, c'è forse il tuo dito sull'obiettivo. Cerchiamo di, anche se vederti oltre che sentirti bene. Quindi gli uomini venivano cacciati via. Luca. Sì, e questo è un problema gravissimo, certo. Non collaborano gli uomini nella ricerca di soluzioni. Poi vorrei dire un fatto su questa comunicazione sconsiderata,
che non fa altro che aumentare la problematica della violenza sulle donne. Poi magari, se volete, ve lo declino meglio. Quindi anche tu sei d'accordo su un utilizzo più consapevole di queste immagini, di questi video, eccetera? Vorrei sapere i garanti, i giornalisti dove sono, se esistono, perché questo veramente è un fatto gravissimo che la RAI abbia mandato in onda il filmato. Intanto mancanza di rispetto. No, allora non è soltanto la RAI, questo ci chiama in causa ovviamente anche noi. Il problema, come sottolineava l'avvocato, il problema è che chi diffonde, perché poi se una testata sola si rifiuta di metterlo in onda e tutte le altre lo fanno, non ha molto senso. Quindi il problema è non diffonderlo a monte. Poi certo ognuno ha la sua coscienza. E questi filmati purtroppo in menti malate e disturbate creano un'emulazione. Paradossalmente il fenomeno si rinforza, oltre al prioritario rispetto per chi non c'è più, perciò per Sara e per la famiglia. Quindi c'è una comunicazione, e lo abbiamo detto varie volte anche in corsi di formazione, errata, e siamo tutti in pericolo. L'aumento dei femminicidi è anche dovuto a una comunicazione errata che sta rendendo anche eroi chi fa gli omicidi. Oggi ho assistito al supermercato a un dialogo che proprio esprimeva che c'erano due squadre, una delle quali difendeva il ragazzo in carcere, la madre e tutto quanto, che non voglio ripetere perché creerei anch'io un danno a chi ascolta. Ho capito, ti stai riferendo naturalmente all'altro caso, non quello di Sara Campanella, ma quello in cui è implicata anche la madre che avrebbe aiutato il figlio a occultare il cadavere della ragazza. Luca, volevo chiederti come è stata accolta la tua iniziativa, probabilmente da tanti bene, ma qualcuno forse ha detto vabbè, il solito corteo, insomma non cambia nulla, c'è un po' anche di retorica. Lorena, sì. Subito dopo la pubblicazione del post su Facebook, in sincerità ti comunico, ti dico che sono stato sommerso da approvazioni, da consensi, da condivisioni che provenivano sia da parte maschile che da parte femminile, soprattutto da parte maschile. Amici, conoscenti, colleghi che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare, a mettersi in discussione. È vero, ci sono state delle critiche, qualcuna velata, qualcuna invece anche che ha approfondito la tematica dicendo siamo stanche da parte delle donne, siamo stanche di vedere cortei di donne o di uomini e poi nel concreto è cambiato veramente poco. Qualcuno mi faceva riflettere che probabilmente non c'è bisogno di un protagonismo di cui il genere maschile è sempre stato abituato e che la via più giusta è quella che diceva Goffredo e che non è esente dal corteo che ci sarà il 19 aprile qui a Caltagirone, cioè lavorare in sinergia. Cioè, l'idea è quella di costringere gli uomini sì a prendere posizione, gli uomini sì a dire noi non siamo violenti, noi non siamo solo violenti, rifugiamo la violenza contro le donne, rifugiamo ogni tipo di violenza, ma vogliamo lavorare con voi. Secondo me il mio piccolo sogno è quello un giorno invece di vedere gli uomini partecipare attivamente ai dibattiti, alle conferenze, alle discussioni, alle iniziative fatte dalle donne. E da lì poi, dal giorno dopo, chiaramente avere uno step culturale, cercare di cambiare insieme culturalmente attraverso un lavoro che è sociale, che è presso le scuole, che è educativo. Ho parlato di educazione affettiva, in maniera tale che pian piano questo fenomeno che ci appartiene, come diceva il collega D'Antona, di violenza che è quasi sempre esclusivamente maschile esercitata nei confronti delle donne, possa sempre allontanarsi, accettando il rifiuto, accettando l'indipendenza della donna, la libertà, la sua capacità di autodeterminarsi. Ecco. È certamente un cammino lungo e molto difficile, noi ci fermiamo un attimo, c'è una brevissima pausa per la pubblicità e poi continueremo a parlare, a tra poco.
Eccoci di nuovo in onda nella seconda parte di questa puntata in cui stiamo cercando di capire il punto di vista maschile sulla violenza contro le donne. In studio con noi c'è Goffredo D'Antona e mi è piaciuto prima la cosa che ha detto, e cioè non so perché, ma abbiamo una colpa noi uomini, anche se è atavica, anche se affonda le radici tanto tempo fa. Sì, siamo attenti, poi noi abbiamo due colpe, cioè noi diciamo sempre, lo dico io, lo dice l'avvocato Cultrera da Caltagirone, noi non siamo violenti, ok, metto io la mano sul fuoco per l'avvocato Cultrera, per me e su tanti altri. La situazione è tale che non possiamo semplicemente non essere violenti. La gente, quando accadono questi fatti, tutti vanno a dire: ma la madre come l'ha educato questo figlio? Soprattutto la madre della vicenda di Messina. Nessuna che si pone il problema: il padre dov'è? Noi riusciamo pure a scomparire. Il problema dell'educazione... Oppure a dare la colpa comunque a una donna in quanto madre per come ha educato il figlio. Devo dire, poi le colpe alle madri le danno le donne. Purtroppo, voglio dire, la famosa cosa che le principali nemiche delle donne sono le donne. Però, ripeto, anche in questa dinamica, vedere le donne che criticano, tutti che criticano la madre di questo ragazzo per chiedendosi come l'ha educato, nessuno, io ritengo che questo ragazzo, come chiunque abbia pure un padre, nessuno mai va a dire il padre come l'ha educato. Noi non dobbiamo solo non essere violenti, noi dobbiamo educare pure. Maria Celeste, stavi dicendo qualcosa? Mi sembra bellissimo questa presa di responsabilità degli uomini. Io credo che gli uomini seri, gli uomini impegnati siano tanti e siano più di quelli violenti. E il punto è che bisogna partire da un programma serio, che intanto fatto da esperti, e questo è fondamentale, cioè parlare, ragazzi, parlare di educazione è un fatto che va programmato per bene, vanno fatti dei progetti educativi, anche entrare nelle scuole, cominciare dall'educazione famiglia, che va fatto anche alle famiglie se non sanno, perché non hanno gli strumenti secondo me in questo momento, e poi parlare anche di donne, parlare di prevenzione sulle donne, parlare di dipendenza affettiva delle donne, parlare di donne che possono anche vivere senza uomini, perché noi abbiamo un cliché forse da anni anche di trasmissioni e di serie TV che riparlano di donne che non vogliono fare la carriera, che vogliono essere nuovamente mantenute, di facili carriere, cioè stiamo tornati indietro, c'è una regressione importante, per cui dobbiamo ritornare a quelli che sono gli anni, direi 68, dico voce alta perché sono stati anni di autocoscienza, e fare un progetto serio che parta proprio dall'educazione affettiva, come dicevate prima, ma che non risparmi nessuno e nessuna istituzione, anche i tempi della giustizia che devono essere più veloci, le case d'accoglienza in indirizzo segreto che devono essere aumentate e devono essere messe in rete, l'autonomia e la dipendenza la non autonomia e la dipendenza delle donne che deve essere educata nuovamente, l'emancipazione che sembra che sia fatto raggiunto ma non lo è. E poi i padri, ecco, i padri mi sembra un ottimo argomento. Io vedo questi padri giovani che sono molto coinvolti, che partecipano, ma spesso, vero, sono proprio le mogli, le donne, le madri che non vogliono lasciare spazi agli uomini, come i cortei che non lasciano spazi di protesta agli uomini. Voi sapete che c'è una legge che nelle nostre case a indirizzo segreto vieta agli uomini di fare operatori, ma perché mai? Perché si potrebbero alleare con il carnefice di turno, diciamo. No, non la conoscevo questa norma, veramente mi sorprende. In antiviolenza non ci possono essere operatori uomini. Allora, ma perché? Noi avremmo molto bisogno degli uomini, intanto perché è una visione della realtà diversa, intanto perché possano rappresentare modelli di uomini positivi che a volte le nostre ospiti non hanno, e anche quindi per noi non sempre alimentare quella che sta a volte diventando una vera e propria guerra fra sessi. Ma guardate che nelle scuole i ragazzi, i maschi piccoli, sono tartassati da persone che entrano e che li fanno sentire in colpa e responsabili. I ragazzi si fanno problemi ad avvicinare una compagna, a mettere una mano nella spalla, ma questo significa che non fanno identità sessuale, questo significa che non si fidano più degli adulti, cioè c'è veramente un bombardamento assolutamente negativo che non consente la responsabilità, che non consente lo sviluppo e l'identità sessuale.
I maschi realmente oggi sono molto più vulnerabili proprio perché si sentono responsabili di quello che succede. In qualche Io sono modo, contenta. magari anche in maniera vaga e poco consapevole, ma sicuramente lo avvertono. Luca Cultrera, il direttore che ha lanciato la proposta di un corteo per soli uomini a Caltagirone il 19 aprile. Chissà che l'emulazione, il fenomeno dell'emulazione non funzioni anche in senso positivo una volta tanto, cioè che qualcuno, un uomo violento, vedendo altri uomini come lui che sfilano, che si prendono le loro colpe, che si interrogano, che prendono carico, ecco che magari si interroghi anche lui un pochino. Eh sì, Lorena, è quello che ho scritto tra l'altro nella lettera aperta che è stata poi pubblicata sul giornale La Sicilia domenica. Il valore evocativo, simbolico di questo corteo di soli uomini nella parte iniziale, ci tengo a sottolinearlo, sta proprio nelle parole che tu poc'anzi hai detto, cioè probabilmente la speranza è quella, il violento di turno potrebbe provare un briciolo di consapevolezza, di vergogna, sentirsi isolato, perché spesso ha visto le donne che sfilavano, una presenza irrisoria di uomini e magari si è sentito forte. Adesso, vedendo che ci sono uomini che scendono in corteo, che scendono in piazza, che gridano no alla violenza, come dicevi tu poc'anzi, si può sentire e dovrebbe sentirsi chiaramente isolato e provare un briciolo di vergogna. Io volevo dire altro in maniera molto veloce, se me lo consenti. Ciò che poc'anzi l'avvocato D'Antona diceva e che condivido, cioè il senso di responsabilità anche dei non violenti, ma è frutto di una logica legata al patriarcato che ha infettato ogni tessuto sociale. Ha infettato gli uomini, ha infettato le donne, ha infettato le famiglie, di cui secondo me nessuno è esente, anche le persone e gli uomini di buona volontà. Ecco. Finisco per dire a voi, a chi ci ascolta, Lorena, che è stato immaginato quasi a fine percorso, il 19 aprile a Caltagirone, il corteo partirà alle 17, quasi a fine percorso sul ponte San Francesco, che è simbolo, come tutti i ponti, di unione fra due quartieri, fra due strade. Le donne aspetteranno lì e faremo l'ultimo tratto insieme, perché c'è bisogno di lavorare insieme, perché c'è bisogno di questo abbraccio simbolico tra uomini e donne per cercare di combattere questo triste fenomeno che è diventato una piaga sociale. Questa è una bella cosa simbolica. E per ultimo ti chiedo, tu hai chiesto alle donne di darvi le parole, cioè di trovare insieme il motto, lo slogan sotto cui voi sfilerete, oltre questo, diciamo, da maschi diventare uomini. Ve l'hanno dato? E sì, questo qua? Sì, in tante. Mi sembra hanno condiviso la maggioranza il non ci sono scuse. Non ci sono scuse. E soprattutto mi piace dire che mi hanno consigliato anche che la vergogna deve cambiare lato. La vergogna deve cambiare lato, questo è molto importante. Allora Luca, siamo in chiusura. Sì, è importante perché viene dalle donne. Permettimi solo di dire questo, io non sono solo, ho l'adesione e il sostegno di tantissimi uomini e anche del comune di Caltagirone per mezzo dell'amministrazione, del sindaco e degli assessori. Il 19 aprile verremo anche noi a vedere questo corteo per soli uomini. Adesso brevissimamente una considerazione in chiusura, Goffredo D'Antona. Che bisogna fare qualcosa. No, capisco che sembra una frase banale, però lo stato, il momento attuale è talmente triste, deprimente, è un continuo, cioè io accendo il telegiornale con mia figlia e aspettiamo la prossima notizia, non abbiamo più neanche, la cosa più triste è che non abbiamo più neanche il tempo di memorizzare le vittime di queste tragedie. Bisogna fare qualcosa. Sì. In chiusura, brevissimamente, Maria Celeste Celi, queste parole, la colpa non deve stare più dalla solita parte, cioè sulle spalle delle donne. Vorrei concludere con una cosa positiva. A Messina c'è stato un bellissimo corteo fatto soprattutto da giovani, un corteo che da molti anni non si vedeva, e la cosa più bella era che c'erano donne e che la maggior parte erano ragazzi, ed è stato tutto silenzioso, serio,
rispettoso, senza l'intervento delle istituzioni che pure avevano organizzato questo corteo. Non è stato strumentalizzato, per cui stiamo attenti anche a questo, che sia un fatto etico, che sia un fatto culturale e che non venga strumentalizzato da altri e da altri intenti e interessi. Spero che questo corteo di Caltagirone, quello che si unisce alle donne, possa diventare un corteo della Sicilia. Ecco, io faccio questa proposta, che sia la Sicilia apripista per fare un corteo importante in cui si sigli questo patto, uomini e donne insieme contro la violenza. Se volete io mi propongo anche come organizzatrice. Vi faccio scambiare i numeri di telefono. Fra l'altro avevo letto di questa iniziativa di lanciare una giornata contro la violenza sulle donne, ma dalla parte degli uomini, che venisse celebrata qualche giorno prima del 25 novembre, che è quello appunto nazionale, proprio perché la consapevolezza da parte degli uomini precede la violenza, e anche in questa cronologia c'era una grande profondità e simbolismo. Allora non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, Goffredo D'Antona che è qua in studio, avvocato, Luca Cultrera. Ci vediamo a Caltagirone il 19 aprile con il corteo contro la violenza dei soli uomini alle 17 del pomeriggio, e poi con Maria Celeste Celi del CIRS Casa Famiglia. È tutto, grazie come sempre anche a voi che ci seguite da casa.